Ospedale unico del Veneto orientale. Abbiamo presentato un emendamento con lo scopo di far uscire allo scoperto le reali volontà della Giunta ed evitare ulteriori strumentalizzazioni. Nell'emendamento abbiamo chiesto di predisporre uno studio da parte della Giunta che metta in chiaro la riorganizzazione del territorio delle strutture ospedaliere pubbliche e private esistenti, i servizi e le dotazioni necessari per garantire l'accesso alla struttura ospedaliera anche nei periodi di maggior afflusso turistico, come quelli appunto della Riviera Iesolana e del Veneto orientale, i servizi e le dotazioni idonee a ridurre la mobilità passiva che attualmente ha un costo di più di 10 milioni di euro verso il Friuli extraregionale, e il livello dei servizi di trasporto necessari per garantire l'accesso in maniera costante alla eventuale nuova struttura ospedaliera. Sulla base di questi elementi si potrà decidere se l'ospedale unico è sostenibile e se diventa strategico per la sanità del Veneto orientale. L'emendamento è stato bocciato dalla maggioranza, questo significa che non c'è realmente la volontà di proseguire in questa direzione, quindi basta a strumentalizzazioni, diamo risposte concrete ai servizi alla cittadinanza del Veneto orientale, a San Donà, a Portogruaro, a Jesolo e in tutti i comuni del Veneto orientale, riorganizziamo le strutture esistenti, diamo fine alla competizione che esiste tra l'ospedale Rizzoli e le strutture pubbliche, riconvertendola in struttura intermedia a vantaggio del territorio.